così si fa. Ah, così. Cioè... Come intendevi? Questo è pulire a zoppo. Ma questa è una cosa comunale, non so, il comune è informato di queste cose. Hanno rotto il vino. Vedi, questo è il posto artesiano. Qua la casa è diventata poi romana. E certo, noi abbiamo, dai romani sai cosa abbiamo imparato? A mettere fuoco ai posti. Cioè i romani cosa facevano? Tu devi pensare che questo nutre un sacco di lucertole e di serpenti. Sì. Io non amo toccare le... Oggi a Seneca c'è la gara di enduro. Siamo nella pista, adesso abbiamo mezz'oretta di tempo per passare e andiamo a vedere il nuraghe veloce. Allora, In tutta questa zona si possono trovare recinti per gli animali, queste sono porcilai e anche le capanne dei pastori, quindi queste strutture venivano usate ancora 50 anni fa. E qui c'è anche un nuraghe bello, molto bello, con i massi enormi. l'ingresso principale. Io adesso mi faccio una foto. Sono altri due nuraghi qua. Questo è il mafioso, è cosa nostra. Cosa ti offriamo da bere? Non l'ho più E lui era tra questi. In inglese, capito? Che c'è il momento che tu magari riesci a capire quasi tutto quello che ti dicono, Nelle però non riesci. Ma io lo dico sempre, ogni volta che vado in un nuovo posto in Sardegna dico sempre che è il posto più bello che abbia mai visto. E perché sono tutti posti nuovi, anche qui a Seneghe, in Arbolia. E sì, è uno dei posti più belli che abbia mai visto, non c'è niente da dire. Ciao. Ciao!
Volevo aggiungere 2 parole a questo video che avete visto. Quello era il video di Montiferru e la felpa Twitch di quando facevo le dirette. Fine estate, quando sono andato al Montiferru, mi ha invitato Marco, che ringrazio. Ho potuto conoscere un sacco di persone interessanti, Tore e Marina, che mi hanno lasciato stare a casa loro così di punto in bianco. Immaginatevi questo, io sono stato molto privilegiato, ho avuto uno sguardo privilegiato all'interno di questa protesta, aiutato dalle persone. Infatti l'altra volta ho detto, io non ho mai chiesto niente a nessuno, non ho mai dovuto chiedere niente a nessuno, ho sempre avuto tutto dalle persone che mi hanno supportato. Quindi questo video lo pubblico per dire questo, che grazie per avermi supportato. È stato bellissimo. Il Montiferru sta andando attraverso una situazione difficilissima, soprattutto ora, quindi pubblicherò anche gli altri video che non ho ancora pubblicato del Montiferru, che avrei dovuto pubblicare qualche mese fa. Abitiamo il territorio del Montiferru, che è un rilievo sulla Sardegna occidentale che affaccia sul mare. È un territorio molto interessante per la storia naturale che ha, ma anche per la storia umana che ha insistito nel tempo. E quindi è un territorio di cui è riconosciuto l'importanza naturalistica e ambientale in senso lato, dove per ambiente intendiamo tutto ciò che caratterizza il nostro paesaggio, quindi non soltanto la natura con tutti i suoi aspetti selvatici o in parte trasformati e comunque gli ambienti rurali, ma parliamo anche di come l'uomo si abita questi luoghi, di come storicamente si è insediato e ha portato avanti le sue comunità. Quindi l'ambiente è tutto questo. Nel video avete visto un ragazzo, Paolo Oggiano, che ha raccolto tonnellate di spazzatura dalle campagne del paese in cui vive, Seneghe, e anche nella zona limitrofa, ma penso che lo faccia ovunque vada. Paolo raccoglie la spazzatura che trova in giro, spazzatura che potrebbe anche uccidere gli animali, perché a volte questi fili di plastica vengono usati addirittura per fare i nidi e quindi i piccoli muoiono anche solo tagliati da questi fili di plastica. Andate a seguirlo, nella pagina Instagram pubblica tante belle foto. Scusami se mi sono permesso di dire 2 parole, però quello che fai è veramente un'ispirazione, grazie. C'è Mario nel video, ti ringrazio, mi dai sempre tanto supporto, ci sentiamo e mi fa molto piacere. E voglio ringraziare Marco che mi ha invitato nel Montiferru e ci vedremo presto. È stata la prima volta che ho mangiato la pasta con i ricci, non volevo dirgli nulla, sono stato zitto, ho detto dai va bene, la provo anch'io, era la prima volta che assaggiavo la pasta con i ricci. Beh, la prima volta è un sapore molto strano, devo dire, però è stato molto buono. Grazie a tutti e ciao. Sotto ci sarà una specie di colonna che viene sopraelevata questa cosa da scavare. Quindi dove ci sta Tarros, dove... Lo facciamo un saluto a Sopranuraghe? Ciao. Per noi. Siamo sopra Nuraghe e Ruio. Quindi è un paesaggio unico e questa unicità la storia la racconta. Come vi potranno raccontare gli amici archeologi, questa parte di Sardegna è stata abitata in maniera fitta ed era un luogo in cui le comunità la attraversavano perché portavano e trasferivano le risorse naturali e curavano le relazioni tra le comunità. Quindi costellazioni di molti siti nuragici. Perché questo è successo allora e succede tuttora, dove ci sono comunità ben insediate, che hanno una storia e che hanno le loro identità? Perché c'è una natura che ha tantissima ricchezza da fornire, da dedicare a tutti noi, ed è un patrimonio unico, qui come altrove in Sardegna. Quindi questo paesaggio che ha una funzionalità ininterrotta, che è appunto fatto di, si può descrivere come un mosaico interessantissimo di realtà che si accostano e si connettono, è una cosa unica.